Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Ring. Dunque altra settimana di fuoco sul fronte della politica dopo l'approvazione di Portovivo, come sapete. Resta nell'occhio del ciclone il comportamento del Presidente del Consiglio. Un po' avevamo intuito già parlandone insieme qui settimana scorsa cosa poteva accadere, insomma, e di fatto, dopo lo vedremo, una denuncia per il suo comportamento durante le votazioni la si è presentata. Lo ha fatto Francesco Russo. Intanto vi presento gli ospiti, cominciare da Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle. Buonasera, ben trovata. Buonasera. Già vedete Giovanni Barbo del Partito Democratico. Buonasera. Alberto Polacco di Forza Italia. Buonasera. Roberto Cason, Idea Giuliana, devo scrivere da oggi, no, ufficialmente Idea Giuliana, siete presentati questa mattina. Allora, facciamo questo passo indietro anche per ricordarvi un po' cos'è accaduto. Questa è, poi la vedrete, la denuncia presentata da Francesco Russo. Da qui partiamo, poi abbiamo molte altre cose di cui parlare. Oh, non ho detto una cosa, nell'ultima parte parleremo di un libro proibito, cioè un libro che ha scritto ma che nessuno può leggere, ma noi lo presentiamo ed è Maurizio Bucci l'autore, in cui ripercorre tutta la storia della vita, che è anche la vita della politica e non solo di questa città, attraverso i decenni. Nell'ultima parte di Ring con Maurizio Bucci. Partiamo da questa denuncia. Il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo ha denunciato il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca per falso ideologico in atto pubblico. Nel giorno della discussione del progetto Costim per la riqualificazione del Porto Vecchio nel Parlamentino di Trieste è arrivata la notizia che in realtà era nell'aria. Russo aveva già dichiarato pubblicamente di procedere in tal senso se Panteca non avesse fatto un passo indietro rassegnando le dimissioni dopo i fatti del 9 ottobre, quando il presidente del Consiglio Comunale aveva votato un emendamento al posto del sindaco Roberto Di Piazza. Detto fatto, l'esponente Dem si è recato in questura per formalizzare la denuncia. Durante la seduta d'aula del 9 ottobre il gesto di Panteca era stato immortalato dalle telecamere nella diretta streaming, diventando virale in pochissimo tempo e scatenando le varie reazioni politiche. Ad accompagnare l'esposto in questura, Francesco Russo ha rimarcato in un post sui social il rispetto della legge e ha sottolineato, riferendosi a Panteca, l'arroganza di chi crede di poter fare quello che vuole anche in deroga alle regole. Ora la palla passa alla magistratura, che valuterà come procedere. Allora, prima domanda, diciamo, come opposizione, come Movimento 5 Stelle, condividete quanto fatto da Francesco Russo? C'era un passaggio da proporre, questa denuncia? Allora, avevamo saputo perché c'era stato segnalato da parte di alcuni cittadini che avevano evidenziato questa situazione che ritenevano anomala. Chi mi conosce che sono una persona molto, come dire, ponderata e mi piace muovermi rispetto a avendo un quadro completo della situazione. Quindi da parte mia mi sono immediatamente mossa per conoscere qual era la situazione globale rispetto a tutti i consigli, perché attenzione, secondo me non è tanto una questione di Panteca. Quello che vorrei chiarire è che secondo noi il problema è di valutare a livello di Consiglio, e questo riguarda tutti, non solo le opposizioni ma anche la maggioranza, se questa situazione, questo modo di fare è un qualcosa che è stato reiterato, come ci è stato riportato, attenzione. Cioè non è il che fatto che votasse altre volte anche per il sindaco, o non come gestisce l'Aula, che è un altro tema poi politico? Ed è capitato per me altre volte? Io sto aspettando i dati, quindi io non vi do nessun tipo di informazione. Che votasse per il sindaco, col sindaco sempre presente o sempre? Questa è la seconda domanda. Bravo, è una cosa molto interessante. Perché non l'abbiamo sentita questa cosa. È una cosa molto interessante, perché secondo me, indipendentemente dalla situazione, che va chiarita, e secondo me è questo il punto, chiarire in che situazione si trova il Consiglio Comunale. Certo che quest'ultima volta abbiamo visto che c'era la presenza del sindaco. E quindi la domanda che sorge spontanea è: come mai il sindaco delega un voto al Presidente del Consiglio? Perché sembrerebbero entrambi
non cogliere l'importanza della legge italiana che dice che il voto è individuale e come tale uno non può delegare un altro per votare. Quindi diciamo che questo è il nostro orientamento. Certo, non avrei fatto un... Cioè, faccio un titolo. Se il caso è uno, Guido riesce a puntare il momento lì che si vede proprio il voto di quell'immagine lì. Cioè, se il caso è questo, tra l'altro col sindaco presente, lei dice io avrei evitato una denuncia. No, ho capito bene? No, vediamolo. Se invece sono tanti casi... Allora, a prescindere, con il se cosa succederà lo sapremo quando avrò i dati. Dire in generale cosa succederà quando avrò i dati, no, non ha senso fare dei pronostici. Certo è che questa azione, diciamo che chiaramente mette in discussione la figura del Presidente come tale, nel senso che comunque il Presidente del Consiglio è garante di certe azioni. Quindi, come diceva prima Avarino, questa azione è un'azione che sta mettendo in discussione qualcosa, è un'azione che ha delle valenze legali. Beh, le valenze legali non spetta a me dirlo, lo aspetta a altre figure. Allora, vi faccio vedere. Continuo a ripetere sì. La domanda che mi viene da porre, e mi piacerebbe che il sindaco spiegasse questa azione, perché un sindaco decide di richiedere l'aiuto da parte del Presidente del Consiglio per votare. Allora, sbagliato è sbagliato, dovessimo dare un indice di gravità, è chiaro, se fosse stato assente il sindaco, no, però sbagliato è sbagliato, su quello non c'è dubbio, però è lì a fianco, no? E quello poi è una valutazione, ripeto, di un gesto scorretto, certo. Quindi non voglio... Allora, volevo farvi vedere questa che poi appunto è la denuncia, perché credo dicesse anche Polacco, c'è un dato da sottolineare anche su questo stesso, ma adesso ve la ingrandisco. Perché? Ma no, io dico una cosa, perché vedo anche l'intervento della collega che secondo me un po' si discosta dall'iniziativa del consigliere Russo, perché poi quando si portano questi temi, si passa dalla politica alle denunce, c'è un bel salto, evidentemente, che quindi noi qua discutiamo di politica, ma di mezzo c'è un esposto alla Procura della Repubblica. Tra l'altro voi avete ripreso anche un po' la cronaca dell'ultima seduta che ha portato all'approvazione di quella delibera, dove si parla in termini di certezza di sussistenza di un reato, quando questa certezza oggettivamente non spetta a un politico valutarla, ma spetterà a un magistrato. Quando uno vede quel gesto, c'è come la pistola fumante, no? C'è un video. Non è proprio così, proprio così semplice, chiaro, vabbè, comunque. Fa l'avvocato, lei quindi è normale, è giusto, è chiaro, la capisco. Il tema è una persona comunque in questo momento ha subito una denuncia, per cui è delicato. Il discorso che dicevo, infatti mi sembra che nell'esposto siano ripresi il minutaggio effettivo in cui è avvenuto questo tipo di situazione. Ci sono i frame. Rileggermi tutto. Qua sotto? Sì. Gli episodi sono riscontrabili al minuto 7:43:45, scritto qua, e 11:26:34 del video citato nell'esposto. Allora, no? esatto. Qua. Possiamo dire che io li ho visti quegli episodi, il sindaco era presente, non è che non fosse assente, e poi il tema che è stato richiamato più volte di una sentenza della Corte Costituzionale, che tra l'altro non stabilisce sentenze penali ma fa tutt'altro, riguardava persone assenti. Sì, i famosi pianisti del Parlamento che votano. Ferdinando, hai toccato prima un tema, perché è la questione se tu attesti la presenza e il voto di una persona assente, quindi anche su questo c'è da valutare. Io non entrerò nel merito del gesto, perché poi a questo punto siamo in una fase anche delicata, perché riguarderà
una valutazione preliminare del magistrato. Io non so se ci sarà un'indagine, non so nulla di questo, vedremo, questo sarà il suo corso. Per quanto riguarda il tema, secondo me è stato un po' così enfatizzato una situazione, guardando poi alla dinamica di un Consiglio che oggettivamente aveva una carica di tensione importante, dove il Presidente in qualche modo ha avuto degli impulsi, direi, abbastanza pesanti. Sì, cioè? Nel senso che è evidente che c'è stata una tensione con l'opposizione. Poi ognuno ha le sue posizioni politiche. Cioè, che si è io ho comportato percepito in maniera non perfettamente corretta nei confronti dell'opposizione, no, dice anche la maggioranza. Ma al contrario, No. eravamo in una situazione di tensione, ore e ore di consiglio, Ma, evidentemente qualcosa può anche sfuggire. È umano, però ho capito, ma si è comportato in maniera erronea anche nei vostri confronti dal vostro punto di vista? Assolutamente, io ho sottolineato questo, assolutamente no. Va bene. Barbo, voi avete chiesto le dimissioni, no? Come opposizione. Noi come opposizione, Poi Casò. Sì. abbiamo depositato una richiesta di revoca, lo abbiamo fatto come diciamo, ultimo atto politico, rimanendo sul piano politico, dopo aver chiesto più volte al Presidente di dire qualcosa, di fare un passo indietro, di scusarsi, di spiegare. Nulla di tutto ciò è avvenuto, per cui noi non abbiamo potuto fare altro dal punto di vista appunto di quello che è previsto dal regolamento che presentare una richiesta di revoca. Sottolineo che, appunto ne parlavamo anche prima, non è che è una cosa che si fa a cuor leggero, né di una cosa che succede spesso. Io sono in consiglio da... Il chiedere le dimissioni o la denuncia? Presentare richiesta di revoca. Diciamo che per quanto La riguarda... denuncia la condivide? Sì, nel senso che se non c'è anche lì di fronte a un totale, come dire, impassibilità del Presidente rispetto alle critiche e a quanto gli viene segnalato, gli viene rimproverato, viene evidenziato dai video, cosa fai? Che strumenti hai? Ovviamente non è uno strumento prettamente politico. Io personalmente sono rimasto sul piano politico. D'altra parte, così come lo può fare un cittadino, lo può fare anche un consigliere comunale. Allora, se proprio vogliamo metterla... Però, ecco, io tornerei un po' su quello... Intanto mi sembra interessante l'osservazione che faceva la collega Richetti, cioè non si capisce per quale motivo col sindaco presente debba votare il Presidente del Consiglio. Questo è un dato. Il secondo dato, e qui mi riferisco un po' anche alla situazione di tensione che giustamente ha sottolineato il consigliere Polacco, perché era una situazione di tensione, però determinata dal medesimo Presidente. Cioè colpa di Panteka sempre, Perché anche qui sottolineo un dato che probabilmente agli spettatori dirà poco, ma a chi frequenta il Consiglio e a chi come me, ahimè, è in Consiglio da 13 anni, dice tanto, è che per la prima volta il Presidente del Consiglio ha applicato un articolo del regolamento per dichiarare inammissibili 129 emendamenti. Ne abbiamo parlato Questo ritengo sia un atto politicamente molto grave e rispetto al quale il Presidente, dopo essersi preso la responsabilità di farlo, perché spetta a lui farlo, sostanzialmente non ha detto né fatto nulla. Per cui è vero che c'era una situazione di tensione, però io non credo che la tensione giustifichi un'azione di quel tipo. Peraltro stiamo parlando di votazioni in cui c'era un'amplissima maggioranza, per cui non era neanche necessario. Quindi io ritengo che veramente insomma, il Presidente, mi dispiace, perché umanamente ovviamente sempre dispiace fare qualsiasi tipo di azione pesante, però abbia dimostrato in questa fase sostanzialmente un'inadeguatezza. Però quando lei dice fondo. Io personalmente sono rimasto sul piano politico, non mi sembra condividere così tanto l'idea di fare una denuncia penale nei confronti, un esposto nei confronti di... No, io ho detto che così come la fa un cittadino, la può fare anche un politico. No, Francesco si era preso un impegno, ha atteso diversi giorni che si scusasse, nulla di tutto ciò
ciò è avvenuto e quindi ha ritenuto di presentare un esposto e secondo me ha fatto bene, ecco, se volete appunto che va bene, dai, Cason. No, allora, innanzitutto va detto che il Presidente del Consiglio Comunale Panteca non ha mai ammesso di aver votato per conto del sindaco. Innanzitutto. Non ha detto niente, per cui non ha né ammesso né smentito. Quindi noi qui non possiamo fare i detective e incominciare a guardare i frame del video, se è vero, se ha premuto o non ha premuto. Sarà la magistratura eventualmente ad indagare su questo. Vabbè, ma dai, ma c'è il video, cioè Cason, nel senso, alla fin fine, io capisco la pistola fumante, certo, dite però voi. Il primo non l'ha dichiarato. Qualora l'avesse fatto, io non lo so questo, sì è vero, vi sarebbe una violazione del regolamento del Consiglio Comunale, perché lì c'è scritto chiaramente che il voto è personale. No, non è il regolamento del Consiglio Comunale, è la legge. Ma sì, però chiaramente è la legge, il voto è personale in ogni tipo di assemblea come questa, pubblica. Però in un Consiglio Comunale, in Parlamento, in Regione, il voto è personale, lo sappiamo. Però saremmo di fronte forse una piccola violazione, qualora fosse effettivamente successo questo fatto, nel momento in cui la persona, colui che doveva votare, è presente, cioè è a 20 centimetri da colui che magari gli ha dato una mano in quel momento per mettere il dito sul tasto, perché questa è l'esecuzione, no? Mettere un dito sul tasto, niente di più, rispetto alla persona che poteva anche farlo, in questo caso era il sindaco, a veramente 20 centimetri. Detto questo, noi non possiamo adesso questo saperlo, non possiamo parlare perché, ripeto, sarà la magistratura. Chiedere al sindaco, sì. Certo, non lo so, ma di fatto cosa è successo lì? Diciamolo pure ai cittadini. Cioè voi avete preso come capo espiatorio Panteca, il Presidente del Consiglio Comunale, perché un pochino vi siete risentiti dal fatto, no tanto, che sono stati, ed è vero che non è mai successo questo, resi inammissibili tutti quegli emendamenti. Però è anche vero che se il Presidente del Consiglio l'ha fatto, questo l'ha fatto supportato dai tecnici che gli hanno comunque detto sono inammissibili perché non è collegato all'oggetto. Allora, voi ve le siete prese in quel momento col Presidente del Consiglio, avevate i nervi a fior di pelle perché quello era il problema principale, cioè gli emendamenti depennati, tra virgolette, e avete colto l'occasione, in fragranza quasi, non lo so. Questa è un'interpretazione è una mia interpretazione questa, va bene, ed è una mia sensazione questa. No, è una mia sensazione. Questa è la fine dell'intervento, che ti è accaduto dopo il suo intervento? Che sia successo questo. Cioè l'avrete preso un pochino come capo espiatorio. Vediamo 7:43:45, se è questo il punto, tra 20 secondi. Era la giornata del 9? Sì. Era la giornata del 9, quindi è adesso. Questo è proprio il live di allora e come dice nella denuncia Francesco Russo sono due i momenti. Eccolo qua comparire, diciamo, il riquadro del voto. Vedete, eccolo là, Panteca che dice sindaco, bisogna votare e alla fine no? Ha votato. Sì, l'ha indicato. Allora, posso dirvi una cosa, allora, politicamente sarà, oltretutto, cioè, io quello che invece contesto è la certezza, infatti vedo che i commenti di oggi dei colleghi Barbo e della collega Richetti sono molto diversi dal tenore dell'intervento di Russo in sede di Consiglio Comunale. Russo ha quasi una certezza che questo sia un reato. Adesso non sto qua chiaramente a fare l'avvocato, ti faccio venia Ferdinando, perché non è il caso di farlo in trasmissione, però questa certezza io non ce l'ho. Questo è un altro momento, scusi, 11:26 e 43, quindi fra 20 secondi neanche, è l'altro voto, con quello di due episodi dell'ultimo, no, non l'ultimo, perché l'ultimo è il 14, lunedì, quando alla fine si è approvata quella delibera. Eccolo qua ancora, dai sindaco, no? Come dire, bisogna votare, tac, e il sindaco mette la mano, dove la mette? Cioè anticipato. Attenzione, Panteca ha anticipato il sindaco. Allora, io comprendo che siete in imbarazzo. No, perdonami Alberto, comprendo che siete in imbarazzo. No, non sono in imbarazzo. Però, perché. State girando, adesso lascia. No, ma io non sono in finisco il concetto perché voi l'avete espresso. Finisca il concetto, però riguardiamolo. Allora, 11:26, dove siamo qua? 11:26. Eccolo qua, e 30, seconda votazione, Sindaco.
il sindaco stava per fare, tac, allora, Panteca supera. Okay, d'accordo, ma il discorso io non sono... Celerità il sindaco che questa volta stava per andare a votare. Siccome il tema, io ero presente in aula, eravate presente anche voi, ma non siete intervenuti su questo aspetto, io non ho la certezza che questo sia un reato, va bene? Partiamo da questo principio, perché qua c'è voi il tema, la notizia grossa è la denuncia, d'accordo? Certo, è quello il tema, diciamo, di fondo che assorbe ogni altra considerazione, perché quando poi si va sul versante penale è cioè una lei cosa... dice, essendo presente comunque il sindaco, non è solo questo, a parte che non voglio entrare in tecnicismi di teoria. Il fatto che non è un una reato, dichiarazione di volontà, non sono come il sicuro voto, che sia un reato, una dichiarazione di volontà come il voto non può essere oggetto di falso ideologico. Semmai una dichiarazione di attestazione di un qualcosa è oggetto di falso ideologico, ma questo poi lo tratteranno i magistrati. Il discorso qual è? Quindi questa certezza che il consigliere Russo ha dato in consiglio comunale, non mi riferisco qui ai presenti, come condizione anche perché chiedeva le scuse del presidente su un qualcosa e ha presentato la denuncia, oggettivamente secondo me non è corretto. Questo è per quanto riguarda il piano giudiziario. Il piano politico può essere stata una leggerezza? Certamente può essere stata una leggerezza dovuto, ripeto, a uno stress di una situazione che si era creata, anche perché, consentitemi, il dibattito che è stato fatto in Consiglio Comunale, ma anche molto fuori dal Consiglio Comunale, sulla delibera di Portovecchio, io l'ho detto in un intervento, ci è stata accusata la maggioranza di fare porcherie, perché questo l'abbiamo trovato su Facebook, non è che l'abbiamo visto o su altri social media, c'è stato tutto un clima di sospetto da parte di, in qualche modo, di interventi esterni e interni al Consiglio Comunale. Questo ha portato ovviamente, come succede in questi casi, ad una diminuzione, mettiamola così in modo diplomatico, della serenità del dibattito. Quindi in questi contesti, allora, io cercherei di ridimensionare un po' la situazione che si è creata. Però posso aggiungere ancora una cosa, magari che il direttore non lo sa, no, ma brevemente proprio, che noi, maggioranza e opposizione, diamo un orientamento del voto con un sì o un più o meno. Quindi il sindaco, io, tutti quanti a volte magari possiamo essere, il sindaco, sì, diciamo, siamo disattenti, potremmo essere disattenti, ma comunque c'è qualcuno che urla un sì e un no. Quindi l'orientamento... Alla Camera dei Deputati ci sono proprio noi capigruppo, i delegati che alzano il pollice o lo abbassano a seconda delle voci. Quindi non essendo il Colosseo, diciamo. Non è un falso noi invece diciamo più o meno. I delegati d'aula sono i capigruppo, diciamo, in qualche maniera, sono quelli che guidano il gruppo sulle votazioni. Però anche il sindaco e il Presidente del Consiglio, che fanno parte della maggioranza, ci ascoltano. Sanno quello che devono votare, ma ascoltano anche noi. Sì, ma quindi c'è un orientamento. Nella massima questo libertà di ognuno, sì, non è che no. Questo, allora, tutti sono liberi poi. Penso che anch'io avrei potuto intuire, diciamo, l'idea del voto che avrebbe voluto fare il sindaco di piazza, penso che avrebbe potuto intuirlo Barbo, cioè, no, questo non ci sono dubbi su questo. E qui sta il tema, no, però è un altro. L'orientamento di voto è fuori discussione. No? Allora, l'orientamento di voto. Quindi questo bisogna dirlo. Allora, avevo promesso a Barbo prima, prego, vai. Ma allora, io capisco che ci si concentri sul tema della denuncia, perché questo è il tema forte, e ribadisco, qualora non fosse stato chiaro, che noi tra gli strumenti che abbiamo c'è, non come consiglieri comunali ma come cittadini, c'è anche quello, e quindi io condivido che in un totale silenzio Francesco Russo abbia fatto il gesto che ha fatto. E detto ciò, io vorrei capire però se al di là del reato la maggioranza non ritenga inadeguato un presidente che si comporta in quella maniera là, perché quella maniera là è evidente, non è che c'è reato o non reato, così come è evidente che ha applicato in maniera, abusando sostanzialmente del proprio ruolo, il regolamento, e andando a sottrarre alla discussione 129 emendamenti. La sua domanda è, scusate, aspetti sull'inadeguatezza degli episodi, ci sono almeno queste cose qua. Che poi devo andare pubblicità. Facendo una cosa del genere, la maggioranza è così convinta che, insomma, Panteca, Presidente del Consiglio,
si comporti bene, faccia del bene della maggioranza, primo dato, no? Questo dice lei, cioè, siete così convinti? Ma tutta questa vicenda qua, poi alla fine, dobbiamo dirci onestamente, è un pretesto con dei fondamenti, questo l'ho detto sin dall'inizio, però perché è un Presidente del Consiglio che voi non riconoscete più come... Ma dall'altro giorno, perché fino all'altro giorno andavamo d'accordo. Con comportamenti di questo tipo, maggior ragione è un pretesto, non sono solo i 129 emendamenti, questo dico, no? Ci sono a altre fronte di vicende in questi comportamenti di questo tipo e della non disponibilità a dire nulla rispetto a comportamenti di questo tipo, cosa possiamo fare noi? Prendiamo atto e utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione allora, e vedremo cosa succederà. Sì, ma il tema Sì, io appunto... Fatemi sentire Richetti, scusi Polacco, prego. Grazie. Allora, intanto assolutamente non è stato un pretesto per evadere la discussione, No, anzi no, al no, contrario, no, 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 insomma, questo No, dico una cosa diversa io. No, Un io pretesto, rispondevo ok. a Cason. Perché è l'ennesimo episodio che riguarda sì, lui che voi arrivo sollevate, anche a questo quello, intendo arrivo dire. anche a quello. Allora, a mio avviso uscire per me è stato molto doloroso, perché avevo un sacco di cose ancora da dire e da segnalare, e ancora c'erano degli emendamenti. Ma siete usciti per un altro degli ordini motivo? Siete usciti per un altro allora motivo? ti ho lasciato parlare, E dopo ve lo dico. No, ma era giusta l'interruzione. Poi mi collego. Ma certo che parli tranquillamente. Correttamente mi lasci parlare. Dopo, però non mi è collego vero, a siamo questo. usciti perché No, comunque per un altro motivo siete usciti. certamente siamo Dopo ve lo usciti dico. perché rispetto Dopo lo a dice. un Dice lei. presidente, Sì, lo dico io. allora il brusio siamo sotto Dai che poi dopo impedisce. Richetti ho pubblicità. Allora, fermi, sta. no, non ci sta, perché io dai. sono stata corretta, pretendo correttezza anche da voi. Allora, è stato il richiedere al Presidente del Consiglio di fare il suo mestiere, e questo secondo me è più importante ancora e riguarda tutti i lavori, non solo Portovecchio, ok? Nel momento stesso che dimostri che ci sono una serie di azioni che vengono fatte e che non prendono, diciamo, in leggerezza, non è questione penale o non penale, ma sicuramente sono state fatte degli atti che non erano conformi a quello che è il regolamento, Ma quali sono la gli legge. atti? Per esempio, le votazioni. Siete usciti per questo? Per me le votazioni, Ma dai. a me risulta che Sì, siano parliamo sempre stati di quello, fatti questo voglio dire. altri questo il episodi motivo. anche in altre Il situazioni. sindaco che scalda il dito qua sta E questa cosa No, qui, scherzo. a mio avviso, sarebbe gravissima, perché attenzione, una cosa è votare l'emendamento, che è importante, che tutela le opposizioni, e quindi di fatto i voti non avrebbero tutelato del tutto le opposizioni. Una cosa è votare invece una delibera che magari potrebbe essere stata votata anche per un voto solo, in cui magari il sindaco è distratto. Allora, Non capisco il ragionamento. il scusa. ragionamento è che, al di là del modo di fare di Portovecchio, per me è fondamentale che vada a essere chiarito se questo atteggiamento è un modus operandi, cioè un comportamento che viene da nota sempre. Ma in mi sembra tutte le che sia successo circostanze. anche ai vostri colleghi di opposizione questo Io episodio. mi dispiace, io ritengo che no, non è avete successo modo da anche, dire. vedete, sì, Io non ho faccio nulla nomi e da- cognomi, il gruppo. Ma in consiglio Io- comunale? In consiglio comunale, Aspetti Richetti, Io non ho assolutamente. colleghi. Assolutamente. Ho colleghi di Mica del 5 opposizione, Stelle. ma non Aspetti colleghi che miei. poi vado in pubblicità, cioè? È stato citato un episodio che avrebbe coinvolto io adesso sto cercando chiaramente. Vabbè, non facciamo i nomi, vabbè, non se metto non è- nomi e cognomi. l'abbiamo sentito. Componenti di un gruppo di opposizione fare la stessa cosa Ma con un la componente presente? con componente però No, molto lontano dal banco, Molto lontano dal dal banco. Lontano. Ecco. E non abbiamo detto niente. Non è che ci siamo messi Sì, a fare non è- io non continuo ci a siamo allora, messi a fare ci denunce. sono Vale dei per ruoli tutti, vale per di- tutti. Sapete allora. cosa? No, Perdona. Alessandra, I sai ruoli cosa? sono gli No, stessi. io sto Sai discutendo, cosa? io Sai sto cosa? discutendo, Sai cosa? no, Ecco. io sto discutendo, mettendo in discussione sul fatto che il Presidente del No, ma Consiglio io non metto in ha dubbio un la ruolo tua ben buona fede. particolare. Ma io-
I 190, Alessandra, mi lasci parlare solo un attimo, perché scusa, però non finisco io non potete e dopo, dire che siete usciti dall'aula per questo motivo, però. I 129 o 100 Ok, quelli va che bene, erano questo ok. emendamenti sono un altro segnale. Però quella è una valutazione è stata tecnica. stata fatta passare come una Ma non è una valutazione valutazione tecnica, ma il regolamento parla chiaro. Allora, però non attenzione, si parla di valutazione Alessandra, tecnica sì. perché la valutazione tecnica ha un iter particolare. Prima vengono accolti gli emendamenti, Sì. No. gli emendamenti, No. Non è così. gli emendamenti passano agli uffici, i quali No. Allora, ragazzi, non funziona così, cioè, mi dispiace. no. Siamo da qualche anno in Consiglio Comunale, scusate, non è o così. non ammissibile No. da Però annoiamo regolamento così era la se gente, era su legato questo. al tema dell'argomento no. stesso. Prima Allora, l'atto viene Mi considerato... avete fatto cambiare il testo, delle allora, virgole ma nessuno ha rispetto fatto al cambiare testo. il testo. Allora, il Ma tema... sì, mi avete Allora, fatto Alessandra, cambiare il testo, consigliere Richetti, quindi vuol dire se che posso di parlare, fatto... perché abbiamo capito quante il vostro volte è stata concetto. posta la allora, questione dell'ammissibilità? intanto Mai. per Beh, alcuni... sulle commemorazioni? Aspettate un Mai. attimo, Diciamo un attimo, calma. calma tutti. Velocissimo Polacco, così dopo andiamo in pubblicità. Dai, cosa Diciamoci volete una dire? cosa, per alcuni il caso Panteka, immagino Russo soprattutto, è stata l'occasione per alzare e non votare la delibera perché era Ecco, è quello che volevo dire io. perché era infatti. complicato Ecco, per lui esatto. non votare questa perché delibera. si sarebbe contraddetto. Nonostante, diciamo... No, però dovete spiegarla bene questa. Te la spieghiamo bene. Pubblicità e È dopo quello che volevo anche dire, l'approvazione. infatti. Fermi, tra poco. Perché questo è il vero motivo. Sono passate da poco le 5 del pomeriggio. Nell'aula del Consiglio Comunale, con la sola maggioranza presente, parte l'applauso. La delibera sulla proposta di project financing per la riqualificazione del Porto Vecchio, avanzata dal gruppo Costim, è approvata. Come non essere soddisfatti, insomma, è una gioia veramente, lo dico con tutta l'emozione che ho, finalmente oggi si apre una nuova fase, non è la fine ma l'inizio di una nuova fase. Trieste si libera dei vecchi legami lacciuoli che aveva e parte con slancio verso il futuro. È un progetto nuovo, è un progetto all'altezza di questa città, è un progetto che potrà essere migliorato nelle prossime fasi della conferenza di servizio e della gara, ma da oggi non ci sono più scuse. Si sa chi è e chi vuole che questa città corra e chi la voleva tenere zavorata ai vecchi sistemi, alle vecchie logiche politiche. Un passo indietro. La seduta era iniziata in un clima infuocato, con accese liti verbali tra i consiglieri. Al centro il caso Panteka, non solo la contestata dichiarazione di inammissibilità di 129 emendamenti su 190, ma anche il presunto voto del Presidente al posto del Sindaco nella seduta del 9 ottobre scorso, motivo per cui il consigliere PD Russo ha presentato un esposto in procura. Decenza politica vorrebbe di sospendere una discussione così importante per il futuro della città nel momento in cui a presiedere l'aula è una persona che si è macchiata di comportamenti indegni. Bocciata la richiesta del capogruppo di Adesso Trieste, la terza di sospendere i lavori. Tutti i consiglieri d'opposizione escono dall'aula per protesta. Siamo al primo intervento. Non ci sono prenotazioni, passo. I lavori proseguono dunque con la sola maggioranza che vota e respinge gli emendamenti restanti dopo la seduta precedente. Alla fine la delibera, definita storica in quanto deciderà il futuro della città per i prossimi 50 anni, passa all'unanimità tra gli applausi. Oggi abbiamo approvato una delibera importante, si parla del futuro di Trieste. Guardate che questa è un'opportunità che non aveva nessuno. Io sono stato a Puerto Madero, sono stato ad Amburgo, sono stato a Barcellona. Quello che faremo a Trieste sarà qualcosa di straordinario per lo sviluppo non solo della nostra città ma anche della nostra regione e a questo punto anche del nostro paese. Allora, poi vorrò sentire i capigruppo, sono alcuni capigruppo in maggioranza e poi l'opposizione, no? Anche dopo quel pomeriggio. Eravamo arrivati a un dato politico, no? Un po' dietrologico, che voi dite in questa analisi, no? Parliamo di così. politica, dai, Politica, è vero. Cioè, che questo invece è sì diventato un pretesto, il caso Panteka, per uscire dall'aula per loro, ma in realtà perché alcuni non potevano proprio votare contro questo. Contro se stessi. Perché contro se stessi? No, questo no. C'era un imbarazzo nel non votare questa delibera per una ragione oggettiva, perché vedete, quando si è parlato di speculazione edilizia, mi ha fatto un po' sorridere, non perché io debba difendere, attenzione, sia molto chiaro, un'impresa, non è questo il mio compito, io devo stare a quello che dice una delibera.
La legge Russo, quando io l'ho detto in aula molto chiaramente, non prevede che il comune su quei magazzini che sono alienati non possa fare diversamente. E anzi, come è stata costruita, perché se è giusto desdemanializzare, è giusto che il patrimonio di Portovecchio sia entrato nella pancia dei triestini, nel patrimonio dei triestini, quello che viene ricavato dalle vendite non va neanche al comune, va per l'85% all'autorità portuale. Cioè, non l'ho scritta io quella legge, sì, non l'ho scritta io. Allora, è anche quello un tema, perché vedete, non è perché io non ce l'ho con l'autorità portuale, ma dico l'85% di proventi di alienazione invece di andare ai servizi sociali del Comune di Trieste va ad altri, per legge, ad altri fini altrettanto nobili. Allora, quella legge là dava l'obbligo di vendere questi capannoni, altro non si può fare. E quindi quando si parla di speculazione edilizia, su magazzini che sono pacificamente vincolati, su quali non si potrà alterare ovviamente la struttura, è un pretesto per utilizzare qualche argomento. Però lei dice una cosa diversa. È chiaro che poi arrivati a un punto, nel momento in cui la città, si è capito, non stava dietro a Russo, perché non lo ha capito questo atteggiamento dell'opposizione, piuttosto che votare contro, facciamo un po' di cacciara e ce ne andiamo via dall'aula. Cosa rispondete? Beh, intanto assolutamente ritengo che l'alienazione è vero, questo è quello che richiede l'emendamento Russo, ne siamo consci. Avevamo da subito richiesto che ci siano delle percentuali diverse rispetto a quello che era residenziale, perché per noi era fondamentale venisse tutelata la possibilità per Trieste di avere delle imprese qui. E non solo di avere delle abitazioni di pregio, di lusso e così via. È vero che, e questo lo chiedo alla maggioranza, è vero che si sarebbero comunque e in ogni caso potuto mettere delle clausole che tenessero in conto anche i triestini e quelle che sono le necessità di Trieste. A nostro avviso, da una parte non si è tutelato perché si insidino delle imprese, delle start-up in maniera sufficiente e soprattutto che siano delle realtà di Trieste. Questo comporterà che non ci sia una risposta al problema che Trieste ha di calo demografico e dall'altra si rischia che svendere di fatto dei 19 edifici e farne degli appartamenti di lusso senza clausole, senza tutele. Non si può dire sta roba. No, assolutamente lo dico. Ma c'è una variante di piano regolatore. Sì, c'è una variante. Io quello che sto dicendo è che era possibile. Era possibile assolutamente, come hanno fatto altri comuni. Comune di Milano, Comune di Torino, Comune di Bologna, che in caso di alienazione di edifici comunque si potevano trovare delle soluzioni che andassero a vantaggio della città. Ma scusa, cioè concessioni? No, dammi un attimo, però precisiamo una cosa. Ma non è il Portovecchio, non sarà un hotel de lusso, ragazzi. No. Si sta parlando di hotel 5 stelle, 4 stelle. Se posso un attimo io intervenire, 5 stelle, 4 stelle non è di lusso. Stanno parlando tutti No, ho capito, però. Allora, innanzitutto si è discusso prima sull'uscita dall'aula. Io ho avuto la sensazione, ma l'ho interpretata in questo modo, che l'opposizione è uscita con il pretesto, strumentalizzando il gesto di Panteka, va bene, gli emendamenti, il voto, eccetera, perché l'opposizione non poteva votare di fatto contro una delibera richiesta da uno dei loro maggiori esponenti, il consigliere Russo, nella fattispecie, il quale ha scritto chiaramente una legge che, come diceva giustamente il collega polacco, deve il Comune di Trieste alienare, un imperativo giuridico, deve alienare, e noi stiamo inserendo in questo progetto proprio quello che è previsto dalla legge, tra virgolette, Russo, e Russo la vota contro? Sarebbe contraddittorio. Meglio uscire dall'aula trovando un pretesto come quello che secondo me hanno trovato, che votare contro una delibera contro la legge che ha scritto lo stesso. Sarebbe votare contro se stessi. Questo io l'ho interpretata in questo modo, ma non sono l'unico che l'ha interpretato in questo modo. Ci sono anche tanti cittadini che la pensano così, che voi siete usciti dall'aula non causa
il comportamento scorretto di un Presidente del Consiglio o altro, ma perché non potevate votare contro una delibera? Mi sarei divertita a scrivere emendamenti così. Una delibera che prevede così. Esattamente quello che richiede la norma Per che ha scritto Russo. Cioè, Vabbè, mi sarei divertita... No, ma Richetti non può riguardare, ma che può non riguardare Richetti Diciamo adesso le cose Trieste, come stanno. può riguardare più il PD, cioè dove c'è Francesco Russo che c'è quell'emendamento l'ha scritto, si sta agendo in quel solco, però scusate, è un po' come l'autonomia. Quasi convinto adesso di risponderà Barbo, però è come l'autonomia, no? Il centrodestra dice ma l'ha voluta il centrosinistra nel 2001, oggi perché votano contro? Sì, l'abbiamo portata avanti noi, ma oggi che la scrive il centrodestra non è quella l'autonomia che a noi piace, no? Quindi c'è sempre un modo, è come dire, il disegno che avete fatto oggi di Porto Vecchio non ci piace. Allora, Russo con i suoi avrebbero cui... voluto essere oggi una giornata così importante al posto nostro. Il tema questo è. Ma questo c'è sicuramente in parte. È chiaro, no? Non è un segreto. Però i cittadini hanno votato e hanno dato a noi il mandato che rientra, scusate, nel programma di mandato il Porto Vecchio. Quindi noi abbiamo votato una cosa che riguarda il mandato. Sì, attenzione, dopo Barbo. Fermo lì, prego Barbo. Priorità al collega Barbo. No, ma allora a me piacerebbe che anziché parlare di pretesto, dopo ognuno può fare le ricostruzioni che gli pare, dalla maggioranza venisse una condanna per i due fatti gravi di cui si è reso protagonista il presidente Pantecca, appunto, che siano reati, che non siano reati. Sono due fatti gravissimi, uno dal punto di vista politico, l'altro dal punto di vista di gestione dell'aula da parte di chi dovrebbe appunto garantire il rispetto delle regole. Non sono d'accordo sugli emendamenti. Sugli emendamenti inammissibili sono non due sono fatti gravi. No. Sono due fatti gravi. Quello di perché noi parliamo di emendamenti, forse le persone, forse i telespettatori non sanno di cosa parliamo. Erano 129 proposte migliorative della delibera che sono state sottratte alla discussione. Ma per quale motivo? Punto. Diciamolo anche ai cittadini, perché perché non erano afferenti. Non è vero niente, non è vero niente. Lui si è preso la responsabilità di dirlo e ha fatto una fesseria. Vogliamo non definirla una cosa grave dal punto di vista politico? Ha fatto una fesseria. Se mi chiedi di cambiare una frase, vuol dire che attiene al tema. Detto ciò, ho ripresentato l'emendamento con una modifica del detto testo. ciò, ma stavate chiedendo, scusate, stavo parlando io, mi lascia finire per piacere. Chiedendo con emendamento No, lei non sa cosa stavo chiedendo. Non sa cosa stavo chiedendo io. Sa cosa stavo chiedendo io? Sa cosa stavo chiedendo io? Che si tenesse conto della possibilità di spostare lì l'hub delle crociere, esattamente come l'emendamento fatto dai colleghi di Forza Italia. Nel mio caso è stato detto che non c'entrava quella delibera, è stato scritto che non c'entrava quella delibera e dichiarato inammissibile. Capisce che questo è inaccettabile dal punto di vista del rispetto delle regole. No, ma scusate un attimo, l'hub delle crociere non va in Porto Vecchio? Sì, ma l'ha fatto Forza Italia. Però appunto, le crociere non vanno in Porto Vecchio, poi facciamo capite? Io ho proposto la stessa cosa loro, a me si dice che non c'entra quella delibera. A me non è che si boccia, si dice che non c'entra quella delibera. Scusa, non era previsto l'hub di... Ma stiamo scherzando, vero? Allora, era molto vago. Teniamo le navi in Piazza Unità. Io do atto ai colleghi di Forza Italia di aver fatto un emendamento utile. Poi non parliamo mai di contenuti sta roba. Però non è possibile proprio per questo che un mio emendamento sullo stesso visto quello che è emerso era meglio di no. Però no. Neanche le crociere in Porto Vecchio facciamo ridere veramente sveliamo anche uno scoop. Ecco, scusa, non volevo interromperti, però finisca Barbo. Quindi avevate un emendamento uguale di questa cosa sullo stesso tema, però il suo l'hanno bocciato, loro l'hanno... Sì, ma non bocciato, neanche ammissibile. È questo che ecco, io mi riferivo ad altri emendamenti. Detto ciò, non so perché noi sicuramente, le posso dire, non avremmo potuto comunque partecipare al voto di una delibera rispetto alla quale abbiamo posto una serie di pregiudiziali, perché riteniamo che lungo il percorso della delibera, al di là di quello che può essere il giudizio di merito, che sul percorso della delibera, che è stato affrettato in maniera esagerata negli ultimi passaggi,
si siano commessi degli errori dal punto di vista della legittimità. Noi abbiamo sollevato delle pregiudiziali, voi avete votato legittimamente contro, però noi riteniamo che ci siano una serie di problemi insormontabili rispetto al percorso che ha fatto la delibera, per cui comunque non avremmo potuto partecipare. Oltre a ciò c'è anche un giudizio di tipo politico che io riassumo in una sola cosa. Purtroppo è triste trovarsi ridotti a votare una sola proposta dopo che per anni abbiamo sentito parlare di file di imprenditori, ed è ancora più triste che questa proposta sia una proposta di natura, io non parlerò di speculazione edilizia, ma però è una proposta indubbiamente di natura squisitamente immobiliare. Allora, però, che poco ha a che fare con l'ambizione di fare di Porto Vecchio il fulcro di una rinascita anche dal punto di vista economico. Penso ad esempio a realtà internazionali nel settore del terziario avanzato. Per cui Giovanni, da questo punto di vista, secondo me, è un'occasione allora, se è arrivato un progetto solo, di chi è la colpa? Cioè, a chi spettava portare avanti questo tipo di... degli assessori che non hanno, o del sindaco che non l'ha promosso abbastanza. Perché qua si è concentrata molta attenzione su come non se sono questo... io che ho dichiarato che c'era la fila di imprenditori. Ma non a sono parte io. che lo doveva fare non sei neanche tu, non sono io. Allora, infatti, manco io. C'era un consorzio, no? L'Ursus. Non il consorzio chi c'è anche? Comune di Trieste, Regione e Autorità di Sistema Portuale, sentiamo anche questo. Allora, il tema qual è? Che il fatto che questo consorzio, come è stato detto chiaramente, ha ritenuto questi tre enti, non proprio gli ultimi tre enti della città, di individuare, come è ovvio che sia, un unico interlocutore per quanto riguarda il meccanismo delle alienazioni, il meccanismo in modo da dare un'omogeneità, perché la legge nazionale non ci consente di avere in concessione quei magazzini, è una cosa che si è ritenuta giusta. Poi perché sia arrivato un progetto solo e non 20, è una questione che in questa fase a me non spetta valutare. Io devo valutare il pubblico interesse di quel progetto là. Ho fatto una valutazione politica. Tre scoop, e Russo lo sa molto bene. Quel progetto è una base, c'è una conferenza di servizi che adesso sarà attivata, che vede interlocutori il comune, la regione, l'autorità portuale, la sovrintendenza e anche altri soggetti, che dovrà definire il percorso, perché attenzione, ci sono dei temi sui quali però voi non siete stati un po' silenti, per esempio, e non andiamo ulteriormente, la questione comune, codice dei contratti, autorità di sistema portuale, codice della navigazione, cioè due ordinamenti completamente diversi che il RUP ha evidenziato nella sua relazione, che dovranno trovare una sintesi per fare un unico progetto e un'unica procedura. Allora, quello che voglio dire, quello di oggi non è la chiusura di un percorso, è l'inizio di un percorso e che oggettivamente è storico per la città, perché il tema, per quanto ci riguardava come maggioranza, era questo: diamo il là a questo procedimento o lo blocchiamo? Oggettivamente poi mi fate sentire la maggioranza. Io vorrei sottolineare che comunque, 30 secondi, che comunque noi nei limiti del possibile abbiamo fatto delle proposte di emendamento, e alcune sono anche state accolte, per cui non è che abbiamo detto no, e mi dai atto, quelle proposte fuori termine le abbiamo comunque, peccato che non c'eravate, quelle proposte una proposta sull'advisor internazionale noi l'abbiamo fatta ed è stata accolta, per cui cosa vuol dire la proposta sull'advisor? Lo spieghi a chi ci segue? Un soggetto sostanzialmente che affianchi quello che è che sarà il soggetto aggiudicatario, perché ad oggi noi abbiamo presente solo quello che è il soggetto proponente. Il soggetto proponente è una società immobiliare che affianchi il soggetto aggiudicatario nel cercare di attrarre sullo spazio di Porto Vecchio delle realtà che effettivamente possano svolgere un ruolo economico rilevante per la città. Per cui noi queste proposte le abbiamo fatte. Aspetti. Allora, non è che abbiamo avuto un atteggiamento di chiusura, onestamente. Allora, nell'intervista della maggioranza c'è Polacco, quello dell'opposizione, se non ricordo male, c'è Barbo. Adesso andiamo un pochino. Non posso mandarle. Prego Richetti, cosa voleva dire?
Sì, io volevo parlare del fatto che da nostra parte si volevano mettere una serie di condizioni che tutelassero i triestini, cosa che è possibile fare, non è che non fosse possibile fare. Ci interessava tutelare una presenza di spazi per quelle che sono aziende locali, prodotti locali e così via, dei prezzi calmierati per i triestini, perché avete parlato che non sarà di lusso, ma agli hotel si parla di 5 stelle, di 4 stelle e di realtà di pregio. Nel testo si parla di realtà di pregio, quindi ci interessava questo, ci interessava che venisse tutelato non l'edificio in sé, perché diciamolo, la soprintendenza tutela il magazzino in sé, ma non tutela l'intero, come dire, patrimonio con un tipo di caratteristiche ben specifiche che è la peculiarità di Ma lei di dice a prezzo calmierato cosa? L'affitto eventuale di quei fori? Aspetti, o della merce in vendita, non ho capito cosa intende. Allora ci sono dei servizi che verranno fatti, ci sono dei servizi nell'ambito delle spa, dell'accesso alla spiaggia. Devono essere la stessa una delle loro colleghe ha chiesto di mettere delle clausole rispetto ai parcheggi. Io ho messo fermi un attimo, che sennò mi perdo, fermi. Lei dice tutto questo poteva essere a prezzi che non siano esorbitanti. Tutto questo poteva tener conto anche i triestini, ok? Però la mia domanda è questa, ecco perché gli ho chiesto, provocatoria. E nel resto della città, cioè è una cosa che noi facciamo nel resto della città? Perché se noi ci stiamo concentrando solo sul Porto Vecchio, fermi. Sì, sarei arrivata anche lì. C'è Trieste intanto, sarei arrivata anche Trieste, lì. poi Casone. Sarei arrivata anche lì, tanto è vero che uno dei miei emendamenti era di tipo perequativo, che è una frase, che è una parola molto poco utilizzata, diciamo, ma che andava nella direzione di dire come fanno altri comuni, si fa un'importante azione in un'area che, ricordo, Trieste ha poche aree libere, quindi si fa un'azione importante di restyling dell'area e quindi io chiedo che ci siano dei benefici e delle attenzioni o di una politica cioè banalizzo, se ci sono che ci siano più parcheggi bianchi, diciamo i parcheggi, io penso sempre al problema a casa, io penso sempre al problema a casa. Non si può parlare di prezzi calmierati a pioggia, bensì non era a pioggia, infatti, ma non era chiaro, nel senso che in alcune città d'Europa, in Spagna ad esempio, ci sono delle tariffe, chiamiamole calmierate, più basse per i residenti, anche per quanto riguarda lo spostamento nei mezzi pubblici, l'accesso alle polisportive ad esempio, dove uno viene a costare magari 10 euro al mese ad un residente, 100 euro. Secondo me è un ragionamento serio da fare a molto Trieste, serio, infatti. Questo era il ragionamento proposto. Però cominciare dal biglietto del tram quando ripartirà. Sì, però un sostenitore questo, che debba costare parecchio è chiaro che c'è stata anche molta tensione. Ma ed mi era avete risposto in una maniera, con una frase molto importante. Cioè? No, di fronte ai prezzi calmierati mi avete risposto in tre, bella cosa, iniziativa lodevole, però noi dobbiamo tutelare il guadagno d'impresa. Allora, ritorno un attimo sul discorso. Allora, se pensiamo come per la cabinovia urbana, se dovessero essere, io spero di sì, se si farà l'opera naturalmente, se ci dovesse essere una differenziazione di tariffe tra residenti e non residenti, potrebbe andare bene questo, la trovo una cosa... E perché mi hai votato contro? Ma non lo decidevamo in questa fase. Non adesso. C'era una premialità, però si decideva in questa fase. Va detto anche ai cittadini che qualora dovesse essere la Costim, l'aggiudicataria, parlo io un attimo però adesso, va bene? Ecco. Allora, qualora dovesse essere la proponente, l'aggiudicataria anche Costim, che sarebbe disponibile la Costim a sentire i cittadini, a venire incontro, tant'è che vorrebbero anche allestire un ufficio, no, proprio in centro città per ricevere i cittadini, sentirli e per farli partecipare
all'opera, quindi non è vero che non vi sarà la partecipazione dei cittadini come chiesti dall'avvocato, no? Ecco. Costoris de Pinguente. No, ma lì è una questione diversa, quella è una questione giuridica. Lì loro hanno chiesto l'obbligo di essere e invece è stato chiarito che non era obbligatorio per legge sentire, far partecipare i cittadini. Ecco, è una cosa diversa. Quello è un altro dei casi per cui noi non avremmo potuto votare questa delibera, perché è stata data una risposta assolutamente molto chiara. Il valore della gara non lo decidiamo non noi. Supera, lo ha indicato il RUP. Sì, allora, non supera il di pubblicità, perché questa diventa tecnica complicata, però interessante, perché vedo che c'è ancora dibattito su questo tema. Ma quanto noi voi potremmo fare 20 un libro, puntate. anche noi. No, dico, ma anche su questo passaggio, no? Costoris de Pinguente, con la risposta immediata dall'amministrazione comunale. Esatto. Tra poco... Che non era un atto dovuto. È una grande soddisfazione pensando a quanti anni sono passati prima di arrivare a questo punto. Oggi diamo l'inizio di un percorso concreto per la riqualificazione di Portovecchio, che darà ulteriore impulso a una città che oggettivamente sta diventando sempre più importante nel panorama non solo regionale, nazionale ed internazionale. Abbiamo fatto un lavoro di squadra, io ringrazio il sindaco, ringrazio tutti gli assessori, gli uffici e tutti i componenti della mia maggioranza e Forza Italia che ha dato delle importanti proposte all'interno, ne avremo modo di parlare nei prossimi giorni, anche di questa delibera. È solo l'inizio di un percorso che vedremo nei prossimi anni, ma oggettivamente oggi si è fatta un po' la storia. In realtà è davvero una delibera importante, è passata, mi dispiace un po' per l'opposizione che non ha voluto poi partecipare, no, e entrare in un certo qual modo nella storia di questa città, questo dispiace un po', hanno utilizzato un po' tutti gli strumenti che avevano a disposizione, poi hanno giocato sta carta di presidente, ma secondo me neanche loro non se la sentivano di votare contrariamente a questa delibera, che è davvero una delibera bella e importante per il futuro di questa città. Le dà ragione Medao, siete d'accordo lì nella maggioranza, diciamo, di questa ricostruzione, per cui l'opposizione è uscita perché non ce la facevano votare contro. Mi fai sentire anche le opposizioni velocissimamente? Barbo, come capogruppo del Partito Democratico, allora perché siete usciti dall'aula? Spiegatelo ai cittadini. Siamo usciti perché non c'erano più le condizioni per continuare in maniera democratica, perché il Presidente, che dovrebbe essere garante delle regole, le ha infrante prima dal punto di vista politico, dichiarando inammissibili 129 emendamenti e sottraendoli alla discussione, cosa mai successa in Consiglio Comunale, e poi andando a votare per un'altra persona, quindi anche dal punto di vista della legittimità è intervenuto dando il cattivo esempio. Oggi gli abbiamo chiesto più volte di fare un passo indietro, di scusarsi, di dire qualcosa, c'è stato il silenzio più assordante. Sì, esatto, quella che prima di questa discussione in Consiglio Comunale si prospettava come una tragedia, la svendita di Portovecchio per gli interessi della speculazione immobiliare in un luogo che sì, invece potrebbe essere determinante per lo sviluppo futuro della città se fosse stato destinato per attività produttive capaci di generare lavoro di qualità, si è trasformata in una farsa per totale colpevolezza della maggioranza, che prima ha provato con un colpo di mano a cancellare 129 emendamenti dichiarandoli inammissibili quando erano ovviamente pienamente in tema con la delibera, e poi con il comportamento inqualificabile del Presidente Panteka, che al di là delle ipotesi di reato ha comunque compiuto un gesto votando al posto del sindaco di Piazza che lo squalifica dall'essere un Presidente sopra le parti, un Presidente che fa rispettare il regolamento perché esso stesso per primo rispetta il regolamento. È agli atti che io dico da tanto tempo che il Cavalier Panteka non è il Presidente del Consiglio Comunale ma è il Presidente della maggioranza. Sono stati invitati a scrivere gli emendamenti in 36 ore e siccome siamo bravi ne abbiamo scritti 190 e questa cosa non andava giù e lui ha scelto di giocare nel campo della maggioranza e questo non è ammissibile in nessun modo e questo poi è stato aggravato da un gesto che tutti abbiamo visto, che se confermato dalla magistratura integra non tanto e non soltanto un gesto che può avere rilevanza penale ma soprattutto una devastante rilevanza politica.
Va bene, così appunto sia maggioranza che opposizione abbiamo sentiti tutti. Allora, perché lei dice che quel passaggio là, anche come caldeggiato da Costoris ed Epinguente, non ha avuto degna risposta, diciamo corretta risposta da parte dell'amministrazione comunale? Cosa dicevano loro? Che ci voleva, no, se non sbaglio, ci voleva anche un momento pubblico, sì, di dibattito pubblico. Di dibattito, di coinvolgimento della città, per spiegare che cosa sta succedendo in Portovivo, cosa succederà in Portovivo. E un secondo punto che forse non ricordo più, vabbè, ma comunque questo adesso stavamo parlando di questo. Ce n'erano diversi, però le concessioni, la cosa qui concessioni, l'elemento invece dell'alienazione. Sì, ve lo dico di inserimento delle concessioni. No, che tu non potevi inserire in un project secondo la normativa lo strumento delle alienazioni, perché anche questo contestavano, cosa che è sbagliata perché il nuovo codice degli appalti prevede che nel project financing possa essere inserita anche l'alienazione, quindi i diritti di proprietà. E il tema dei documenti, se non ricordo male, anche quel ritardo per la secretazione sono riservati. Se volevamo riassumere era sui documenti ci sono tante poi cose da dire. citavano la Corte dei Conti di fatto di mandare la delibera alla sezione di controllo perché dicevano che siccome il Comune ha fatto delle opere pubbliche infrastrutturali a favore dei capannoni, a questo punto diventa un ulteriore vantaggio per il privato. E sono stati, io non vorrei annoiare, però dimmi tu se annoio, però è giusto riprendere anche le risposte. Cosa ha detto gli uffici su questo tema? Uno, sul dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è previsto dal codice quando c'è una certa soglia di gara, mettiamolo in termini semplici, un certo valore. Gli uffici hanno risposto che questo valore, per quanto riguarda questa procedura, è ben sotto soglia e quindi non è necessario. Quanto riguarda il project financing per le alienazioni, adesso c'è una norma, il 183,5 di contratti, prevede che si possa fare anche per i diritti di proprietà o altri diritti reali. Quanto riguarda la sezione di controllo ci sono specifiche competenze e comunque oggettivamente non è pertinenza in questa fase e quindi dichiara infondate quelle contestazioni che ma noi prima di votare la delibera comunque ci siamo confrontati con i tecnici, con gli uffici, sono stati veramente tutti c'è un emendamento che il sottoscritto ha proposto da teatro. Questo è ovvio che viene scritto, però sotto il profilo giuridico nessuno è infallibile, no? Quindi può essere però ci fosse il Consiglio Comunale dal loro punto di vista, ma mettiamoci poteva essere. Io non avrei nemmeno risposto comunque a due cittadini che lei diffidano. non avrebbe risposto. Ma no, perché non era un atto dovuto che Europa rispondesse a due cittadini, perché loro le hanno presentate come cittadini, non perché stava difendendo qualcuno, l'avvocato. Si chiede però perché le hanno presentate in questa maniera qua, perché non c'è stato un dibattito in città. Dove altro potevano dove altro avevano porre quella era una diffida legale. Lascia stare. Io parlo del merito. Io parlo del merito. Io parlo collega non parlo e non discuto perché se non è neanche, insomma, mi creerebbe imbarazzo. È legittimo far tutte le diffide di questo mondo, però chiamiamolo con il suo nome. Cioè ci diffidavano ad andare avanti con la procedura perché altrimenti saremmo passibili di conseguenze, di danni e quant'altro. Per non citare, perché la prossima volta faccio una bella rassegna di corollari di valutazioni, perché poi si sono scoperti tutti i giuristi in questa delibera, in cui si diceva che avremmo avuto tutte le belle questioni che insomma, tra l'altro qualcuno ha detto che si stavano facendo porcherie, qualcuno che non è proprio l'ultimo scemo venuto da... Allora, quindi questo è il clima in cui abbiamo votato questa delibera, comunque ci sta. Infatti ho detto, facendo politica... È un clima generato dalla fretta con cui si è voluta portare avanti questa delibera, ripeto, per cui Giovanni, sei d'accordo con me che tante domande sono rimaste senza risposta. Di fare porcherie, tante domande... Perché io mi sono attenuto alla delibera, quello è interessante. Aspetti un attimo. Tante domande sono rimaste senza risposta, per cui alcune domande hanno avuto delle risposte dal mio punto di vista molto opinabili. La richiesta di documentazione
una volta fatta non sempre ha avuto risposta. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti che ad oggi non ha avuto risposta e che riguardava in particolare il piano economico finanziario, che ritengo sia la parte un po' più importante per valutare la fattibilità di un progetto, rispetto alla quale permangono da parte mia dei serissimi dubbi. E quindi io ritengo che sotto diversi profili le osservazioni che sono state fatte rimangano valide. Penso anche alle pregiudiziali che sono state poste sugli allegati alle circoscrizioni, che non sono stati dati, per cui le circoscrizioni di fatto hanno votato una delibera senza gli allegati, quando ancora in questa delibera c'era scritto che gli allegati facevano parte integrante della delibera, cioè come se tu mi chiedi se una cosa ti piace e io mi devo fidare del tuo giudizio su quella cosa, dici sì, hai ragione, è bella, no, spiegami com'è fatta quella cosa, per cui onestamente quello è un passaggio critico che magari ai telespettatori dirà poco, ma che è uno dei passaggi che dal mio punto di vista si sarebbero potuti gestire meglio, diciamo, gestire correttamente se ci si fosse preso il tempo di fare un percorso più tranquillo. Per cui io qui non voglio entrare nel merito della proposta, però ecco, ci sono alcune criticità a cui io non ho avuto risposta. Perché non esiste un piano economico finanziario della parte privata? Richetti. Allora, l'iter è sicuramente, al di là di tutto, non stato nemmeno quello felice, perché diciamocelo, a parte che è arrivato in un periodo estivo, a parte che non sono stati dati i documenti ai consiglieri circoscrizionali, e ricordiamo che hanno gli stessi diritti dei consiglieri comunali, quindi di avere la documentazione. Mi dispiace che scuota la testa, però la realtà è quella: se guardi le sentenze hanno gli stessi diritti di accesso dei consiglieri comunali. Di accesso, sì, quindi sì, della documentazione, la documentazione doveva essere data, la documentazione doveva essere data. Io in quell'occasione ho presentato una serie di sentenze che spiegavano che quegli atti erano dovuti. A noi consiglieri comunali ci sono pervenuti gli atti comunque, sono dovuti come ai consiglieri sono dovuti, e non dobbiamo spiegare nemmeno la motivazione, sono dovuti anche quelli che sono nascosti dal segreto industriale, perché noi siamo tenuti al segreto d'ufficio. Quindi una delle questioni che non è stata risolta è anche questo, che ritengo che ha reso tutti molto sospettosi. Segreto. Quindi se qualcuno c'è gente sul giornale che ha detto di avere documenti. Beh, ma a me non riguarda, io parlo per me, io ho mantenuto assolutamente una correttezza, quindi non facciamo ilazioni di no, nessun io non faccio tipo. ilazioni, l'hanno detto. Allora, io però vorrei girare al di là alla riservatezza al di là, scusate, signori, al di là della questione dell'iter che è stato scorretto, che ci ha portato a queste tensioni e a mio avviso ha portato anche a tutte le pregiudiziali, perché di fatto sono state fatte delle scorrettezze. Noi riteniamo che erano più che fondate. Quando mi risponde non conosco le sentenze, non le ho guardate, non le ho lette, rispetto al nostro diritto di accesso agli atti e di avere i documenti come quello dei consiglieri di circoscrizionali che hanno un accesso limitato. Adesso io vorrei che ritornassimo alla questione, perché è da prima che vorrei farvi una domanda e approfitto per farla adesso, perché avete detto più volte che se vincerà la Costim sarà disponibile a tener conto dei triestini, a fare il tavolo. Tutto dichiarato. Certo. Ma vogliamo dire che nel bando di convenzione non ci sono nessun limiti che dicono
l'azienda che verrà dovrà fare ascolto, perché non è previsto, non è Sto previsto, l'abbiamo detto appunto, prima. E lo sto non dicendo. È previsto, siamo non è sotto previsto, quel è limite. imprevedibile, questo è il tema. Cioè Era quello che volevo arrivare. Sì. E non è previsto, signori. Non è previsto allora dalla ditemi. normativa in vigore. Allora ditemi. La legge non lo prevede. Allora La io legge sto non lo dicendo. prevede. C'è una soglia. Allora no. Eravamo sotto soglia. Allora, intanto dobbiamo capirci se il project riguarda tutto, compreso le alienazioni, o riguarda solo... Allora, posso parlare? No, ma hai parlato mezz'ora. Finisco di chiarire la domanda. Verità in mano, Non ho la verità, io non ho la verità, io pongo, il dibattito pubblico è previsto per opere di maggiore entità. è se dobbiamo fidare del privato. Ok, fermali. Ma lo dice la legge Russo. Allora lo facciamo come pubblico. Ragazzi, ma quando dite che il comune deve vendere, ma non prendiamoci in giro, perché è un obbligo di legge. Prendendo in giro. Allora, se la legge dice che dobbiamo vendere quei magazzini, non parliamo di 2 appartamenti. Potevamo mettere ma la legge nazionale, legge 190 del 2014. Ma nessuno l'ha cambiata quella legge. Potevamo come altri vendere tutto, potevamo mettere comunque delle tutele. No, non è previsto dalla legge. La legge 190 non prevede nessuna tutela. Noi non siamo gli sponsor. Alienare è corretto. Alienare è corretto. Io vorrei finire di parlare. Non ci sono i vincoli delle 190. Non hanno capito un tubo. Cioè non hanno capito di cosa state parlando. Non ci sono vincoli. Se volevo riassumere, io non l'ho capito. Allora, cosa dice lei? Il fatto è la legge, cioè l'emendamento russo. Partiamo da quello. È l'emendamento russo? Che dice l'emendamento russo dice di alienare. Punto. Va bene. E finito. quindi Senza condizioni. Incondizionatamente. Vabbè, e Richetti mi dice potevamo mettere delle condizioni? Ma che allora doveva scrivere meglio la legge Russo? Non ce ne sono. È un obbligo. L'applicazione della legge Russo sulla città. Non è quello il discorso. Ci sono degli strumenti che comunque... Per esempio ti dicevo quello perequativo, per esempio ma da dove? Per esempio, allora ci sono dei limiti determinati dalla variazione anche del piano regolatore che hanno detto che ci devono essere il residenziale, potevate fare un emendamento che a Costimi che diceva ci devono essere i cuori disegnati per terra su Portovecchio. Poi uno dice, non lo dice l'emendamento russo, lo possiamo inserire come non inserire, loro non l'hanno inserito. Attenzione, ma la legge non pone vincoli. Giusto, dai, adesso dunque, il tema è loro non hanno inserito. Questo è il tema. Fermi, perché già non ho capito nulla fino adesso. Cosa diceva lei? Che per quanto riguarda le dimensioni previste come obbligo per attivare il dibattito pubblico è di 300 milioni di euro, correggimi Alberto. L'avvocato polacco sostiene che la dimensione sia quella della base ti spiego perché ti dico avvocato. L'avvocato polacco sostiene che la dimensione di questo intervento sia la base di gara, quindi 150 milioni della concessione. L'avvocato Costoris sostiene che la dimensione dell'intervento è nel momento in cui 620 che sono 620 milioni, per cui il problema è questo. Allora non lo dice l'avvocato polacco, l'ha detto il RUP. L'ha detto il RUP, vabbè, il RUP e tu condividi, ovvio. Dice questa cosa, l'avvocato Costoris dice un'altra cosa. Io non so chi dei due siccome non sono un esperto in materia, non so chi dei due ha ragione, mi rimangono delle perplessità, perché siccome ci viene detto più volte anche in quest'aula il RUP è lo stesso che c'aveva al centro-sinistra, cioè intendo dire è un dirigente, un funzionario pubblico. Ma il funzionario pubblico può sbagliare, per l'amor di Dio. Ma chi ha detto che su questo non c'è dubbio. E non dico che c'è un dolo nello sbaglio, può sbagliare, può capitare che sbagli. Mi sembra che abbia sbagliato in questo. Però nel momento in cui Cason, rispondendo alla consigliera Richetti, dice cosa c'è nel project? Solo le concessioni o le concessioni? No, tutto. Allora tutto, la dimensione di tutto è 620 milioni, non è 150. Questo anche 45 milioni. Dopodiché, se posso chiudere, dicendo quando c'è un sistema misto di concessione e vendita, come hanno spiegato, e non lo spiego io perché
l'ha spiegato il tecnico, RUP però l'ha spiegato. il valore si basa su quello che prevale la concessione o la vendita, in questo caso prevale la concessione, quindi il valore è sulle concessioni, così abbiamo annoiato i cittadini. Però io volevo dire una cosa, perché questo è il tema. Io volevo ancora dire una cosa. Un minuto. Sapete qual è il discorso? Che non è, qua sembra che noi abbiamo votato un interesse pubblico di una proposta e cari cittadini, dovete sapere, questa proposta va a gara. Quindi il nostro interesse del comune è che ci siano 80 offerte su questa proposta a rialzo, va bene? Perché una gara competitiva prevede questo, quindi questa è una base di partenza. Se poi se la giudicherà Costi, sarà stata brava Costi a giudicarsela, se la giudicherà un altro, se la giudicherà un altro. Questo è il criterio che oggi però partiamo. Cosa succederà se non se la giudica Costi? Succede che ha un'indennità di un importo che è prevista dalle leggi. Però significa che potrebbe anche arrivare un americano, un russo, un arabo a mettere 1 miliardo 20 secondi, dai Barbo. Le alienazioni non erano obbligatorie, tant'è vero, no, lasciatemi finire. Ma non è possibile. Allora perché 5 immobili? Allora perché 5 immobili non vengono alienati? Perché c'è una convenzione, lo spiego? Sì, posso spiegarlo? Sì, c'è una convenzione con l'autorità portuale perché non è che stato, sarebbe stata la beneficiaria degli introiti e perché non è stato chiesto di concederne di più e alienarne di meno? E perché? Scusate, il magazzino 26 perché rimane lì e non viene venduto? Si poteva concedere di più e alienare di meno. Perché il magazzino 26 il museo non viene venduto? Perché la centrale idrodinamica non viene venduta? Perché? Spiegami perché? Sempre per lo stesso motivo. Perché c'è una convenzione con l'autorità di sistema portuale, così come si è trattato in quella senso là, si poteva trattare diversamente. Si poteva per un interesse pubblico. Se voi dite che era un obbligo, dite una bugia. È una bugia. È una bugia. È una bugia. In che condizioni si è trovato Panteca? Ecco, te l'ho detto. Scherzo. No, però è stato un bel dibattito, continueremo ovviamente anche nelle prossime settimane. Grazie a tutti, Alessandro Richetti, Giovanni Barbo, Alberto Polacco. Grazie a tutti. E Roberto Cason. Subito dopo raccontiamo un libro proibito con Maurizio Bucci, a tra poco.